Buongiorno, buongiorno a tutti, un attimo che rimettiamo la camera, Eccoci qui, pronti, vediamo se funziona. Eccoci qui, perfetto, mi si era impallato tutto il bus USB. Va bene così, abbiamo cominciato benissimo, sono le ore 11:27 di questo martedì 13 giugno 2023. Salve a tutti, salve a tutti. Come vedete qui ho messo una colonna infinita di giochi. Allora, era tanto che volevo fare questa live, era tanto che volevo parlare un po' con voi di quelli che erano diciamo i modi per impegnare i pomeriggi di noi ragazzi degli anni 80-90. Noi ragazzi negli anni 80-90, oltre ad avere ovviamente i videogiochi, ad avere la televisione con i vari bim bum bam, i vari telefilm, film, telenovela per chi gli piacevano, insomma c'era di tutto di più in televisione già all'epoca, ovviamente nulla di paragonabile ad adesso con Netflix, con Prime Video, Disney Plus eccetera, centinaia di canali, senza contare pure quelli gratuiti sia della Rai che di Mediaset. Abbiamo tantissimi canali al giorno d'oggi, però all'epoca noi ce ne avevamo molti di meno, ma ci bastavano. Però ovviamente quando si stava in compagnia e magari eravamo più di 2-3 persone davanti a un computer, cominciava a diventare problematico, ecco che intervenivano questi. Questi sono giochi da tavolo e giochi di società degli anni 80-90. Alcuni sono anche più moderni, perché ci ho mischiato anche quelli che abbiamo comprato successivamente a mia figlia. Però lo scopo di questa live è far vedere come 4-5 persone negli anni 80-90 potevano passare i pomeriggi, magari anche estivi, quando non c'era la scuola, quando non c'era da studiare, ok? Quindi ho messo qui una parte della mia collezione con quelli che reputo i più belli, quelli che hanno fatto la storia dei giochi da tavolo o società, appunto. Allora, non li ho messi in ordine, stanno in ordine di come l'ho trovati nello scaffale di dove li riponevo, quindi le andremo a vedere così in ordine sparso, ok? Allora, il primo che volevo farvi vedere riprende un po', non c'è neanche tanta polvere, anzi. Allora, questo è il gioco da tavolo di una trasmissione televisiva condotta da Mike Bongiorno, il campionato dei piccoli geni, ovvero qui dentro ci sono tante domande tarate sui bambini. Questo andava in onda su Rete 4, vedete il logo di Rete 4. Questo gioco era edito da Clementoni, ovviamente dentro ci sono tutti i pezzi, non è che io vi faccio vedere le cose e poi mancano i pezzi, vedete? Qui ci sono le frecce per assegnare i vari punti, vedete? Da 0 a 25 di ogni persona che partecipava, e qui ci sono poi tutte le domande con le risposte, guardate, tutte le varie carte con le domande e le risposte, alcune addirittura sono ancora imballate, mai usate perché non c'è stata la necessità, dato che erano proprio tantissime domande. Vediamo pure come faremo anche per gli altri giochi, magari se c'è un tabellone. Non mi ricordo, molti di questi giochi li abbiamo giocati all'epoca e poi niente più. Allora c'è
questo che si metteva come per dietro, vedete, questo si piega, si metteva dietro, e no, poi c'era questo che faceva da tabellone e basta. Qua ci sono le lettere, vedete, tutte le letterine, A, vedete, B, vabbè. E questo era uno dei giochi che noi usavamo per passare il tempo a casa quando eravamo tanti, e quando... Perché non mi seguire più questo? Allora, sto sistemando un po' meglio queste carte, perché ecco. E quindi questo era uno dei giochi, adesso li porgerò su una sedia, mi avvicino una sedia. Ok, quindi questo era un gioco che andava in onda, era un quiz, un telequiz, con Mike Bongiorno come presentatore e con i bambini come concorrenti, ok? Quindi questo era il campionato dei piccoli geni, il gioco da tavolo. Questa tra l'altro è la nuova edizione, la seconda edizione mi sembra, perché aveva delle domande in più. Poi guardate, questo è Contiamo, che è un altro gioco tipo Paroliamo, che adesso andiamo a vedere. Qui praticamente c'era da fare delle somme, delle sottrazioni, delle moltiplicazioni e delle divisioni, con dei numeri che ti venivano assegnati. Questo era gioco 2, 3, 4 giocatori e più, c'è scritto, vedete? Questo ovviamente uno aveva un attimo di tempo con la clessidra, misurato il tempo con la clessidra per fare, che ne so, la somma, la sottrazione, la divisione dei numeri. Ok? Guardate, qui ancora c'è questo per mettere il risultato, quello che uno dava. Ok? Contiamo il blocchetto addirittura per fare le somme, eccetera. La clessidra, come vedete, la clessidra ancora c'è funzionante, vedete? Ancora va giù. Questa è la clessidra, qualcosa di spettacolare, la clessidra, vedete? Sta scendendo la sabbia, la clessidra, che spettacolo la clessidra, ancora con la sabbia dentro. Tra l'altro vedete c'è scritto Paroliamo, perché questo era... E poi ci sono le carte con i vari numeri, vedete, tutte le carte con i vari numeri che bisognava distribuire. Vedete? Bellissimo gioco anche questo, per carità. E poi c'era questo che era, diciamo, il tabellone. Sotto ci sono ancora le istruzioni, c'è una penna addirittura, guardate. Una penna originale dell'epoca, questa è una Papermate, no, Banco di Santo Spirito. Questa è l'istruzione, vedete? Con le regole del gioco, molto semplici. E basta. Il gioco di per sé era molto, molto semplice, molto... diciamo, non c'era tanta dotazione, non c'erano la necessità di pedine, perché alla fine bisognava soltanto passarsi questo tabellone, poi si segnava i punti di chi aveva indovinato più volte e si andava avanti. Quello era, come abbiamo detto, un'altra versione di questo. Paroliamo su Rai 2, mentre Contiamo andava in onda su TMC, Tele Monte Carlo, vedete il simbolo della televisione. Paroliamo andava in onda su Rai 2, vedete? E questo è Paroliamo. Bisognava fare delle parole con le lettere che uno aveva a disposizione. Ok? Guardate, distribuito dall'Adica Pongo. Il Pongo che ancora si adopera negli asili, Firenze, Made in Italy. Made in Italy, garanzia di qualità. Allora, le carte di Paroliamo erano divise in rosse e blu.
ok, guardate, queste sono tutte le carte, ecco, dividiamo le rosse e blu, vedete, queste sono quelle, vabbè, senza ve le faccio vedere tutte, rosse e blu, queste sono rosse, e ci stavano tutte le varie lettere con i punti che valeva ogni singola lettera, vedete? L, spettacolare, la O, vedete? C. E questo era Paroliamo, un bellissimo gioco, io ci ho giocato tantissimo con Paroliamo, anche se io usavo soltanto le carte senza tutto sto ambaradam che c'è insieme. Noi avevamo messo da parte le carte e giocavamo a Paroliamo solo con queste carte, che era tutto il necessario per poi fare le parole, bastava darsi un numero finito di carte, dovevi fare le parole con quelle carte che avevi e poi si giocava senza mettere in mezzo tutto questo gioco così grosso. Allora adesso insieme a voi sto dividendo le carte rosse da quelle blu, penso di aver finito già, ammazza, ma quelle blu sono molte di più, mi pare strano, infatti qua ce n'è un'altra rossa, no, ok, queste è blu e queste sono rosse, sì, beh, sono molte di più quelle blu da quelle rosse, vedete, blu e rosse. Paroliamo ha fatto la storia, ok, bisognava fare le parole, ecco, mettiamole un po' divise, che secondo me qui ci mancano un po' di carte rosse, comunque fa niente, sì. Allora andiamo avanti, io mi sbrigo, queste le metto un po' qui, ecco, così stanno a posto. Sistemiamo pure, visto che ci siamo, ok, vedete che queste le possiamo dividere così e così, perfetto, abbiamo messo a posto anche, magari stanno qui sotto altre carte rosse, guardate, basta alzare questo, no, ok, quindi abbiamo sistemato anche questo. Paroliamo, un gioco da tavolo in cui bisognava fare le parole. Molto simile a questi c'è un altro gioco che adesso vi faccio vedere, vediamo un po' dove sta, eccolo lì, si chiama Scarabeo e sta sotto a tutto, perché visto che stiamo parlando di parole, poi parleremo pure di questo, vediamo se riesco a prendere questo senza fare troppi danni. Allora, sempre di quegli anni, porca miseria, si presi. Allora, infatti bisogna sbrigarsi perché così impilati uno sull'altro questi va a finire che si rovinano. Attenzione che mi si rompono pure e io ci tengo parecchio a questi giochi. Allora, un altro gioco che ebbe grande successo e che aveva a che fare con le parole è questo qui, Scarabeo, editrice giochi. Come vedete, lo scopo del gioco era fare le parole cercando di andare a prendere, che ne so, 2 volte la parola, 3 volte la parola, queste caselline che stanno sul tabellone. Allora, andiamo a vedere. Allora, questo era il tabellone. Si partiva ovviamente dal centro, dallo scarabeo, e poi bisognava fare tutte le varie parole e ogni lettera aveva il suo valore. Poi se capitavi su 2 volte la lettera, 2 volte la parola, dovevi moltiplicare, che ne so, se c'è stava una lettera che valeva 3 e capitavi qui, 2 volte la lettera valeva 6, per dire, che ne so, c'era pure 3 volte la lettera, ecco, 3 volte la lettera, 3 per 3 9, valeva 9 solo quella lettera. Poi capitavi su 2 volte la parola, che ne so, tutta la parola avevi fatto 35 punti, 2 volte la parola 70, ok? Quindi questo è il tabellone. Poi oltre al tabellone ovviamente qui dentro ci sono tutte le varie letterine di plastica, queste sono fatte molto molto bene, vedete la E che valeva 1, la R vale 1, vedete? La F vale 4, vedete? Ed erano tutti questi di plastica, qui mi si è rotta anche la bustina,
va bene, non è un problema, infatti scappa da tutte le parti. Questa è una bustina di plastica che ci avevo messo io, che però purtroppo la plastica si rovina, quindi dopo con più calma mi dedico a sistemare anche questo scarabeo. Anche qui d'obbligo la clessidra, vedete, perché uno aveva un tempo limitato per comporre le parole. Clessidra ancora perfettamente funzionante, vedete. Guarda, aspettiamo quei pochi secondi, mazza, sta proprio a metà preciso. Mi pare che erano 3 minuti sta clessidra, comunque già si vede che la sabbia sta scendendo, vedete? Sta per scadere il tempo, attenzione, attenzione, è quasi scaduto il tempo, stop! Stop al tempo, stop al televoto. Vabbè, poi c'erano ovviamente questi pezzettini di plastica, dove qui bisognava mettere le varie letterine, ogni giocatore aveva davanti le varie letterine per comporre le parole. Molto bello anche questo come gioco, ci ho giocato tantissimo io, ovviamente ti davano a disposizione, io ho fatto pure delle fotocopie di questi per prendere i vari punti di ogni giocatore, questo era il segnapunti, e poi ci sono le istruzioni originali dell'epoca, EG, editrice, giochi, EG, editrice, giochi, EG, gioca con noi. Poi c'è un gioco che ha cambiato nome nel tempo e che diciamo è il must per di tutti i giochi da tavolo. Ridotto uno schifo, io vi presento il mio Monopoly con la I. Vedete, questo è il Monopoly originale degli anni 80 della Parker Brothers. Qua c'è un po' di polvere, tra l'altro guardate, allora innanzitutto vi faccio vedere, qui c'è un casino purtroppo. Allora, questi sono i soldi che c'erano nel Monopoly originale, vedete? 10.000 lire, 50.000 lire, vedete le 50.000 lire, 50.000 lire del Monopoly originale, 50.000 lire, 100 lire, 100 lire Monopoly originale, e poi c'erano pure le 1.000 lire. Dove stanno? Eccole, queste verdi, le 1.000 lire, le 1.000 lire del Monopoly originale. Guardate che spettacolo. Adesso me le metto tutte a posto, non solo, ma adesso vi faccio vedere il segnalino originale del Monopoly, fiaschetto di vino, segnalino originale del Monopoly, la bambolina, vedete? La bambolina, Monopoly originale. Poi ci stavano gli altri due che stanno qua, ecco, la pera, Monopoly originale, la pera, vedete? E poi l'ultimo, che è questo qui, ah no, ce ne stanno anche un altro, poteva giocare anche in 5, la candela, sopra rosso, fuori piove che piove e io non riesco a trovare un giorno che non piove. Ieri è stata una bella giornata, tutto il giorno, alle 5 è venuto giù un temporale qui a Roma che non avete idea. Sono le 11:45 ed ecco, come vedete, questa era la candela e poi c'è la piantina, piantina grassa con i puntini, vedete, i segnalini del Monopoly originale. Allora, i dadi non so se perché mi ricordo che erano rossi, infatti non so quelli originali, però sono sempre di legno, dadi di legno, so di diversa grandezza. Quelli originali dovrebbero stare dentro un altro gioco. Allora, qui c'è un casino, poi vi faccio vedere anche, questa è una casetta, sempre di legno, casetta di legno, niente di plastica, Questa è la casetta e questo è l'albergo. L'albergo sempre in legno, ce n'ho diversi qua. E poi basta, poi c'è il tabellone che sta sotto a tutto, ma qui bisognerebbe mettere a posto tutti questi soldi. Poi ci stanno ovviamente imprevisti e probabilità. Vedete come erano fatte le carte? Erano proprio di un cartone leggero, probabilità. Dietro non c'era scritto niente perché uno le metteva nella casella giusta e si distinguevano dagli imprevisti proprio perché gli imprevisti erano arancioni. Vedete? Imprevisti e probabilità di due colori diversi. Questi erano gli imprevisti.
ok? Quindi questo era il Monopoly originale degli anni 70-80 e queste erano le carte proprietà che si potevano anche ipotecare, vedete le proprietà si potevano ipotecare, il valore ipotecario tutto in lire, LLL, tutto in lire. Questo è Bastioni Gran Sasso, Viale dei Giardini, Corso Raffaello, mo ne prendo qualcuno a caso, vedete pure tutta rovinata, Via Accademia sei un po' tutta rovinata, dagli anni 70, Via Accademia, qui che c'era scritto, questo contratto, vabbè, purtroppo pure qui dietro, vedete il tempo danneggia un po' tutto, ipotecato, questa è stazione Ovest, io questo me lo tengo giusto per collezione perché ovviamente non ci gioco da tantissimo tempo a questo gioco, però è originale dell'epoca, Piazza Università, che spettacolo ragazzi, guardate, valore ipotecario eccetera. Che c'è Biro? Non stai tranquilla, stai giù Biro, ma dopo mi ci metto un po' di scotch perché già era stato messo lo scotch qui ma non ha tenuto e quindi niente, lo devo sistemare. Qui c'ho la mia cagnolina, vedete, vuole un po' di coccole, quindi facciamo un po' di coccole alla cagnolina. Allora, un altro gioco a cui noi ci piaceva moltissimo giocare era l'emozione di vincere perdendo 1 miliardo, crack. Questo è un gioco in cui bisogna giocare a perdere, ti danno un certo quantitativo di denaro e tu, giocando, scommettendo alle corse, giocando alla roulette eccetera, devi mirare a perdere tutto perché vince chi perde di più, pensa un po'. Quindi da 10 anni ad adulti, da 2 a 4 giocatori, vedete? Crack, l'emozione di vincere perdendo 1 miliardo. Allora, come vi ho detto, vi faccio vedere il tabellone, quello del Monopoly non ve l'ho potuto far vedere, ma questo è il tabellone di crack. Qui al centro, a spiederina, ok, lì al centro ci va questa, che è, diciamo, il fulcro del gioco, vedete? Qui c'è la corsa dei cavalli, per vedere chi vince, qui c'è la roulette, qui ci sono le azioni, vedete? Qui gira le azioni e qui c'è la roulette e questo va al centro del tabellone, molto semplice da giocare. Ci sono due dadi ovviamente per muovere le pedine sono tutte uguali, solo di colore diverso sono queste, ok, raffigurante un fiaschetto di vino, e poi ci sono le varie casette di colore diverso che sono queste, ok. Quindi questo era il gioco. Poi ovviamente ci sono i soldi non mancano mai dentro i giochi da tavolo. Tra un po', guardate, 5.000, 10.000, vedete? E questi sono i soldi. Un gioco, diciamo, che di per sé è molto semplice, però l'idea di fare un gioco da tavolo in cui si gioca a perdere è veramente valida. Poi grandiosa l'idea di fare sempre le istruzioni del gioco dietro al coperchio, in modo che uno non se le perdeva. Questa è l'idea vincente MB. Poi l'hanno presa un po' tutti, si trovano tantissimi giochi in cui le regole stanno scritte praticamente dietro al coperchio della scatola. Un altro gioco, questo però molto di strategia, è questo, Risico Originale. Questo è un gioco molto di strategia e di guerra, di conquista di territori, di combattimento tra armate. Beh, tutti quanti conoscono Risico. Io tra l'altro mi sono stampato all'epoca a colori, con la laser a colori, le regole del torneo, gioco della strategia per la conquista del mondo, vedete? Tutte le istruzioni stampate, queste venivano da un sito che era risico.it dell'epoca, però stampato mi pare nei primi anni 2000,
21, mi sa che è 21 gennaio 2000, una cosa del genere. E qui ci sono tante istruzioni, tanti modi di giocare a risico, perché risico si prestava a essere giocato in diverse modalità, ok? Addirittura mi ero scaricato anche le istruzioni del risico Prestige, queste tutte scaricate da me e stampate poi con le stampanti laser, ok? Quindi tutto laser a colori, quindi è rimasto il tabellone del risico molto grande, richiedeva diciamo un tavolo abbastanza grande, perché raffigura in questo caso tutto il mondo. Questo è il primo risico che è uscito e quindi comprendeva tutto il mondo, ok? Quindi qui c'è l'America settentrionale, meridionale, c'è tutta l'Africa, c'è l'Europa, c'è la Russia, la Cina, l'Australia occidentale e orientale, la Nuova Guinea addirittura, e quindi diciamo ci sono tutti i territori mondiali. Allora, è ovviamente un gioco basato su carri armadini, quindi ci stanno decine e decine di carri armadini di vari colori, perché erano le armate che uno poteva poi muovere per andare a conquistare i territori. Ovviamente, come un gioco da tavola che si rispetti, ci sono sempre le carte, obiettivi, le varie carte. Mazza, oh, guardate, con tutto che i carri armadini rossi stanno nella bustina, mi hanno colorato di rosso le carte. E ora bisogna vedere se io riesco a pulirle queste carte, perché sennò sono segnate queste carte e non si può più giocare, ok? Poi ci sono 3 dadi rossi e 3 dadi blu per chi attacca e per chi si difende, ok? I 3 dadi rossi e i 3 dadi blu, tutti uguali, rigorosamente tutti uguali, e basta. Allora, anche questo gioco nella sua complessità, perché da risico poi ne hanno fatti tantissimi, c'è anche Futurisico, Risico Prestige, e poi ce ne stanno tanti altri spin-off, io li chiamo così, di risico. Nella sua complessità è un gioco abbastanza semplice, basato appunto sulle armate che venivano disposte a seconda delle carte che uno riceveva nei vari territori mondiali, e gli scopi, gli obiettivi del gioco potevano essere diversi e ovviamente vinceva chi per primo riusciva a raggiungere l'obiettivo. C'è Biro che vuole giocare e quindi risico molto molto bello. Vedete questo cagnolino, questa cagnolina Biro, si chiama Biro come la penna Biro, perché a mia figlia piace tantissimo scrivere. Allora, e siamo arrivati praticamente al risico, l'abbiamo visto. Allora, vediamo un paio di giochi che si giocavano in 2. E mi riferisco a Mastermind. Mastermind io lo giocavo anche con mio fratello, con mia madre, quando avevamo un attimo di tempo, 4-5 partite a Mastermind non ce le levava nessuno. Mastermind è questo qui, l'originale Mastermind. Vuole proprio giocare sta cagnolina. Vedete? Questo è Mastermind originale. Allora, il Mastermind originale è basato su delle pedine, ok? Che bisogna fare? Allora, qui questo è il tabellone, vedete? E questo serve da mettere qui per nascondere la combinazione del banco. Praticamente uno fa il banco, si gioca così poggiandolo sul tavolo, quindi questa combinazione non poteva essere vista, quindi il banco che fa? Quando il concorrente non c'è, mette qua delle pedine colorate, prese da qui, ci sono di tanti colori, mo ho preso verde, bianco, però c'è pure blu, giallo, rosso, vedete? Blu, giallo, rosso, c'era pure blu, blu, giallo, rosso. Ok, ci sono tutti i colori, quindi uno mette una combinazione di colori qui e chiude. Una volta chiuso, qui c'è scritto Mastermind, non si legge, vabbè, vedete Mastermind. Una volta chiuso, il concorrente inizia da qui giù a mettere la sua combinazione, cercando di indovinarla. Il Mastermind, cioè quello che ha creato la combinazione, deve mettere questi, no, non ce li perdiamo. Allora, questi chiodini
Allora, questi chiodini, vedete? Uno nero e uno bianco, vedete? Sono due chiodini, uno nero e uno bianco. Allora, questi chiodini andavano messi accanto alla combinazione. Il nero indicava che aveva indovinato il colore ma non il posto, e il bianco indicava che aveva individuato sia il colore che il posto della combinazione. Ok, quindi andando avanti con le combinazioni, ovviamente alla fine il concorrente doveva indovinare la combinazione del mastermind. Ok, e questa era la prima versione di mastermind che uscì. Poi ne fecero un'altra che teneva conto anche delle forme. Guardate, questo è il Grand Mastermind. Grand Mastermind. Mi sono dovuto alzare perché è una scatola stretta e lunga. Allora, il Grand Mastermind, come vedete, è molto simile. Non ve lo posso far vedere. È molto simile al Mastermind normale, vedete? Solo che oltre ai colori, vedete, che sono in questo caso delle pedine che si mettono qui, questo è di stoffa, è di tipo felcro e non scivolano le pedine qui sopra. Bisognava mettere anche delle forme, ok? C'era l'esagono, il quadrato, vedete? Il quadrato, poi c'era, mi pare, la stella, vedete? Mo ve le metto a caso qua, così vi faccio vedere stella. Poi c'era pure il triangolo, dove sta il rettangolo, c'era il triangolo pure, ecco, triangolo, vedete? Oltre e poi c'erano queste che servivano da mettere qua, esattamente come l'altro Mastermind, e qui bisognava mettere i risultati. Ovviamente questo, aspettate, vi faccio vedere come funzionava. Questo si alza per nascondere la combinazione segreta del banco. Vedete, qui sotto in basso si poteva mettere la combinazione segreta, che così veniva nascosta, ok? E quindi anche questo era molto più complicato, perché oltre ad indovinare la serie di colori qui, c'era da indovinare le varie forme e altri colori, cioè quindi non bisognava, cioè era molto più complicato questo qua, molto più difficile vincere, ok? Spettacolare anche il Grand Mastermind. Quindi Mastermind e Grand Mastermind, giochi diciamo più di intelligenza, di memoria, se così vogliamo. Un altro gioco che ovviamente conosciamo parecchi è la dama. La dama viene insegnata parecchio ai bambini. La dama si porta dietro però un altro gioco molto bello, che è gli scacchi. Io so giocare sia a dama che a scacchi. Ovviamente filetto lo sanno fare un po' tutti quanti. Filetto bisogna allineare sul tabellone la fila, 3 pedine dello stesso colore, insomma, vabbè. Il filetto si sa giocare. La dama pure è abbastanza semplice. Gli scacchi è il gioco a due per eccellenza. Gli scacchi hanno fatto un sacco di porting su tutti i vari computer, partendo dal VIC-20 fino agli attuali Chess Master. L'hanno fatto il porting su tutte le varie macchine. Gli scacchi rimane il gioco base per eccellenza. È bellissimo il gioco degli scacchi, per chi non lo conosce andatevelo a studiare. È basato sui movimenti di alcuni pezzi sulla scacchiera, che sono il re, la regina, i due alfieri, i due cavalli, le due torri e gli 8 pedoni. Gli 8 pedoni, non penso di aver dimenticato nessuno. E niente, praticamente ogni pezzo può muovere in determinate direzioni, ogni pezzo ha delle caratteristiche. Per esempio il cavallo può saltare gli altri pezzi, tutti gli altri no. La regina può fare quello che gli pare, nel senso che si muove sia in diagonale sia in verticale e in orizzontale, non può scavalcare pezzi però la regina. Il re si muove di una sola casella alla volta,
può andare in una qualsiasi casella non occupata, ovviamente non si può mettere solo sotto scacco. L'alfiere si muove in diagonale, la torre si muove soltanto dritto o di lato o avanti, ma non può muovere in diagonale la torre. No, bellissime. I pedoni si muovono se stanno nella casella base di una o due posizioni, se stanno in qualsiasi altra casella di una sola posizione e mangiano in diagonale. Vedete, queste sono le regole base degli scacchi, con pochissime semplici regole. Poi c'è l'arrocco che permette al re di scambiarsi con la torre il posto, quello è chiamato arrocco, ma non è una live questa in cui vi voglio insegnare a giocare a scacchi. Ok? Andiamo avanti, vedete, questo è il gioco degli scacchi, molto molto bello. Andiamo avanti. Poi nacquero, poi ovviamente sotto Natale ci sono i giochi per eccellenza, che è la tombola. Noi eravamo grandissimi all'epoca, negli anni 90, grandissimi giocatori di tombola. Infatti questa è una tombola, guardate le cartelle, questo è il tabellone, vedete, super tombola, e queste sono le cartelle con le caselle che si scendevano, vedete? Le vado a chiudere per voi, vedete? Ok? Questa è la super tombola. Ok? Andiamo avanti. Dopo la super tombola presi la tombolissima, 48 cartelle, tombolissima, bellissima anche questa, con tantissime cartelle, molto simile a quelle che abbiamo visto. Questo era il tabellone, ok, tombolissima, c'ho sempre ovviamente i numeri, e queste sono le caselle, sempre che si aprono. Poi, per farci due risate, il tabellone sta di là, non l'ho tirato giù perché è enorme il tabellone, comprammo anche, questa l'ho presa a Porta Portese, la scatoletta è la mia, non c'era una scatoletta, prendemmo la tombola napoletana, vedete, con tutti i disegni, a ogni numero era associato qualcosa, ok? Guardate che bella, questa si copriva con i classici fagioli, con i ceci, con quello che uno aveva dentro casa, che si usava per chiudere i numeri mano a mano che uscivano. Bellissima questa tombola, e questi sono i numeri della tombola, stanno là dentro senza che li tiro fuori, sennò si mischiano tutti. E quindi queste erano le tombole che noi ancora adoperiamo qualche Natale, anche se purtroppo a Natale vedersi tutti comincia a diventare un problema. Un altro gioco che ha fatto parecchio successo, soprattutto in Oriente, è il gioco del domino, che non può mancare in una collezione di videogiochi. Ok? Io non so se sto veramente in live, perché non c'è connesso nessuno. Comunque questo è il domino, vedete? Domino, molto bello questo gioco, è il gioco delle caselle, diciamo queste sono messe così. Il gioco più semplice è dover mettere il 6 col 6, l'1 con l'1 e cominciare a fare tutto un percorso. Se uno non aveva il tassello relativo doveva pescare, quello è il gioco più semplice. Comunque domino anche non può mancare in una collezione. Poi volevo cominciare a parlare di un gioco 3D che sta qui sotto. Andiamo avanti, poi così li vediamo un po' tutti e li rimetto tranquillamente a posto. Allora, questo è un gioco bellissimo 3D, pure a mia figlia piace, versione originale degli anni 80-90, MB Giochi, come vedete. Questo è Hotel. Perché gioco 3D? Mo ve lo faccio vedere subito. Gioco 3D perché, guardate, come vi ho detto, vi faccio vedere il tabellone, guardate quanto è grande il tabellone. Tabellone gigantesco, vedete? Tabellone gigantesco, molto bello, si può giocare fino a 4 giocatori, e diciamo gli alberghi sono realmente in 3D, vedete? Questo, quando vi arriva il gioco, sono tutti cartoncini che voi dovete poi montare, vedete, con dei pezzi di plastica. Poi tanto c'è lo spazio qui per poter riporre, i pezzi ci sono tutti, pure quelli che vanno qui sopra. Ecco, questo per esempio è un pezzo che va qui sopra, perché questo l'ha usato mia figlia
l'ha portata a scuola, l'ultimo giorno di scuola hanno giocato. Questo è l'edificio principale del Royal, vedete, tutto 3D, ma è fatto benissimo. Questo è originale dell'epoca, guardate questo è il Fujiyama, guardate che spettacolo, era il Fujiyama questo, boh, vabbè, tutto dorato, esagonale, vedete, guardate che questo gioco Taj Mahal, mi pare questo era il Taj Mahal, vedete, tutto orientaleggiante. Vabbè, faccio vedere qualcun altro, guardate, questo dovrebbe essere una dipendenza dell'Etoile, vedete, questo è fatta bombata, vedete, bellissimo questo. Poi ci sono anche le attrezzature, vabbè, queste per esempio sono le attrezzature del Boomerang, il primo che vi ho fatto vedere. Le attrezzature significa campo da tennis, piscina, parcheggi, e chi più ne ha più ne metta, e sul tabellone questo viene montato così, e quindi vedete che è 3D veramente, vedete, se ve lo faccio vedere così, l'albergo è uno spettacolo, e questo è veramente un bellissimo gioco. Poi ovviamente anche qui ci sono i soldi, oltre ai soldi ci sono i certificati di proprietà dei vari terreni, vedete, l'Etoile, il Safari, il Waikiki, Taj Mahal, il Boomerang, il Royal e l'Hotel President, il Fujiyama come vi ho detto, e l'Etoile. E poi ci sono alcuni dadi e gli ingressi. Allora, il dado principale serve per muovere le pedine, quel dado con rosso, H, verde, eccetera, c'è pure un per due, serviva per chiedere i permessi di costruzione. Se veniva rosso non potevi costruire, se veniva verde potevi costruire, dovevi pagare la somma pattuita, se veniva H costruivi gratis, se veniva per 2 dovevi pagare il doppio della somma pattuita. Quindi diciamo anche un bellissimo gioco in cui per vincere bisognava fare anche delle strategie, scegliere quando comprare un terreno, se comprarlo, se non comprarlo, se costruire una dipendenza oppure no. Insomma, molto bello. Con questo io e mia figlia abbiamo giocato tantissimo e mi sa che ci giocheremo anche questa estate, perché a me piace tantissimo, a lei anche, quindi non penso che quest'estate non giocheremo a Hotel. Infatti è un po' tutto disintegrato sto gioco, però diciamo continueremo a giocarci. Ho un gioco moderno invece, abbastanza moderno perché è uscito da poco, io da poco intendo dopo l'anno 2000, quindi non so quanto può essere moderno, è questo gioco della vita che a mia figlia piace tanto, perché qui praticamente tu percorri tutta la tua vita, quindi puoi avere anche dei figli, tutto in base al lancio dei dati e al tabellone allegato al gioco, ok? Guardate, il tabellone come sempre ve lo faccio vedere, il tabellone che sta qui, eccolo, qui come vedete ci sono, mannaggia la miseria, qui come vedete ci sono i segnalini con i vari, ci sono dei chiodini che rappresentano figli maschi, figli femmine, eccetera, ok? E questo è il tabellone del gioco, chiuso in 4, ok? Lo vedete? Sembra quasi un gioco dell'oca, ma non è un gioco dell'oca, attenzione, è molto più complesso di un gioco dell'oca. Allora, vediamo un po' come. Mo' divento stupido per chiuderlo questo, questo si fa così, così e così, ok. Allora, qui si può scegliere percorso carriera o percorso di studio, e a seconda del percorso scelto ovviamente si va in una parte diversa del tabellone dove si può fare carriera o meno, insomma. Qui ci sono ovviamente sempre pure i soldi, e poi ci sono ovviamente le varie carte che vengono date durante il gioco, le carte azioni, le carte obiettivo, carriera, vedete, sono tutte le carte. Molto bello anche questo, c'è al posto dei dadi c'è questa, diciamo, ruota che uno può muovere per fare i punti di quanto devi avanzare, in modo che così invece che essere da 1 a 6. Ciao Luke,
Oggi si parla di giochi da tavolo. Ho fatto vedere paroliamo, contiamo, Monopoli con la I. Luca, io ho Monopoli con la I. Benvenuto Luca. Voglio far rivedere a Luca il mio Monopoli con la I. L'ho fatto vedere, ma non è che Monopoli con la I. Allora ho fatto vedere Risico, ho fatto vedere Hotel. Mo ci vediamo pure il rischia tutto, perché vedete al giorno d'oggi come si scrive Monopoli. Ma che siamo americani qua? Ma che è sta Y? Non esiste nel mio alfabeto sta lettera. Questa lettera qui io non la riconosco, non è mia, non confondiamo, non è una lettera che io posso riconoscere quella. Questo è il Monopoli personalizzato dei Big Bang Theory. Bellissimo questo gioco. L'unica cosa che a me non mi piace di questo gioco è proprio sta Y. Sta Y non se ne scende, ce n'è niente da fare. Adesso stavo facendo vedere il gioco della vita, che stavo dicendo è un gioco più moderno, però molto bello perché a mia figlia piace tanto e ci giochiamo parecchio a questo gioco. Questo era il gioco della vita. Vi ho fatto vedere che al posto dei dadi, i dadi le facce vanno da 1 a 6, in questo caso puoi fare da 1 a 10. Ok, e quindi si può avanzare anche di 10 caselle sul tabellone. Ok, hanno ovviato così al fatto che il dado c'ha solo insomma, il dado c'ha 6 facce, a meno che poi non cominciamo a giocare con i dati di Dungeons and Dragons eccetera, che hanno 16 facce, 32 facce eccetera. In Italia i Monopoli erano tutti con la Y. No, non è vero, perché da un certo momento in poi è diventata una Y. Però il Monopoli era con la I, non era con la Y. In Italia il gioco originale da Parker Brothers, che è questo, Monopoli è con la I. Ma perché metterci la Y? Se già l'avevano fatto e aveva avuto già un successone, perché parliamo degli anni 80, tutti ci avevano Monopoli dentro casa. Ma cioè, se dici c'hai i giochi da tavola, sì, giochiamo a Monopoli, perché tu andavi per scontato che il Monopoli c'era dentro una casa, non c'è niente da fare. È stato il gioco da tavolo più venduto in assoluto. Con la Y in America infatti e con la I in Italia. Però adesso, visto che hanno universalizzato tutto, è tutto universale, e allora hanno messo la Y pure in Italia. Ma io mi dà un fastidio che non hai un'idea, sta I. Quindi questo, se volete vi faccio vedere anche il tabellone di questo Monopoli, che doveva essere a tiratura limitata. Tra l'altro questa è la versione italiana, perché vedete le scritte qui sopra sono italiane. Il gioco di contrattazione più famoso al mondo è scritto in italiano, quindi neanche a dire che tu questa scatola la puoi vendere in Spagna, in Francia o in America, perché se tu ci hai messo questa scritta in italiano, mettici sta in normale. Questo è quello che dico. Ciao Michele, benvenuto. Io dico pure a chi vedrà questa live in differita, andate pure a mettere un segui, cioè un iscriviti al canale di Luke74, che è Luke74 Channel. Partecipate, come spesso faccio io, alle live, perché sono molto belle, e date un'occhiata ai video che pubblica Luca, perché sono molto molto belli, interessanti. Ok? Io adesso sto facendo questa live che tra poco, appena, tanto non ne mancano tantissimi, appena finirò di farvi vedere questi giochi da tavolo che ho selezionato, ovviamente finirò la live. Andiamo a vedere il tabellone del Monopoli di The Big Bang Theory. Come ve lo faccio vedere? Così, guardate, ovviamente il tabellone è tutto basato sulla serie TV The Big Bang Theory. Ok? Bene, bene, non vi sto a dire come si gioca a Monopoli, perché lo sanno tutti, pure i sassi, pure il cane lo sa, pure il cane mio lo sa come si gioca a Monopoli. Oh, l'unica cosa che stona è questa Y. Allora, quindi questi li abbiamo visti. Mi sto lasciando da ultimo questo, guardate che roba, rischia tutto, originale dell'epoca. Allora, un altro gioco che a me e a mia figlia piace molto giocare è questo. Questo è un gioco molto semplice, ci sono dei tasselli, dei quadrati che uno mette sul tabellone, vedete?
questo è il tabellone già presenta, è un gioco molto semplice però è carino perché, allora, questo è il tabellone dove ci sono queste tasselle fisse, ok? Queste non si muovono, sono incollate, poi vengono date, queste tasselli vengono messi casualmente sul tabellone, vengono mischiati e messi casualmente sul tabellone, poi ci sono i vari personaggi di vari colori, vedete? Il mago e che ne so, rosso, faccio vedere quello rosso, vedete i vari personaggi. Allora, e poi ci sono queste che sono le carte obiettivi, cioè uno deve raggiungere determinati, che ne so, in questo caso la farfallina, non lo so, la farfallina notturna, in questo caso è la maga, vedete? E questi sono tutti obiettivi sparsi per il labirinto e uno deve raggiungere, diciamo, questi obiettivi avendo a disposizione delle altre carte e spostandole sul tabellone. Vedete, ci sono delle frecce gialle in cui uno può mettere la propria carta qui e spostare tutte le altre di una. Ovviamente spostando tutte le altre di una ne esce una di qua e quindi quella là il concorrente la deve riprendere e in questo modo deve farsi il percorso per andare a raggiungere, che ne so, la corona. Allora magari venendo da sotto magari devi fare il percorso e poi passare a prendere la corona. Ovviamente se ci sono le rocce sul percorso, facciamo un esempio, stiamo in questa situazione, ovviamente non si può passare, ok? Quindi diciamo è un bellissimo gioco, non necessita di dadi, necessita soltanto dei segnalini e le carte obiettivo. Il tabellone, punto. Molto semplice da giocare, e quindi diciamo la preparazione del gioco è istantanea perché metti tutte le carte sul tabellone e il gioco è pronto e quindi puoi giocare e si possono fare 3, 4, 5 partite in brevissimo tempo. Perché poi se uno mette, che ne so, 5 obiettivi, oppure puoi aumentare il numero degli obiettivi, ti dai 10 obiettivi a testa e quindi la partita dura parecchio e c'è molta più combattività tra uno e l'altro per poter giocare. Questo mi pare che si gioca solo ed esclusivamente in due, uno contro l'altro, infatti no, da 1 a 4 giocatori dice qua, vedete qui dice da 1 a 4 giocatori dagli 8 ai 99 anni. Ok, andiamo avanti. Vabbè, prima del Monopoli, quando siamo piccoli ci insegnano a giocare al gioco dell'oca. Tutti noi abbiamo imparato a giocare al gioco dell'oca tirando i dadi, muovendo il segnalino e facendo ciò che c'è disegnato, che c'è scritto sul tabellone. Questo è uno dei tantissimi giochi dell'oca che esistono, in questo caso privo assolutamente di dadi, bastava girare questa freccia, vedete, per fare il punteggio. E poi di qua c'è un altro gioco dell'oca, vedete, è un 2 in 1, qui bastava girare la freccia, è abbastanza semplice perché si smonta, giri la freccia e giochi a quest'altro gioco dell'oca. È un 2 in 1 di Lisciani Giochi, molto bello anche questo, molto semplice per bambini, 2 in 1, non c'è scritto neanche i limiti d'età perché questo è un po' per tutti. Il gioco dell'oca, muovi la lancetta e vai avanti il segnalino di quanti numeri dice la lancetta. Questo invece era un gioco che noi abbiamo giocato tantissimo. Manca addirittura un pezzo su questa scatola. Eccola qua, ci sta ancora. Guardate, Clementoni giochi, quelli che ha fatto anche il grillo parlante, Dotto Contaparla, eccetera. Clem si era inventato questo gioco che è la dama cinese. Qui ci sono tutte le palline, qui addirittura manca una pallina verde, questa andrebbe colorata di verde, se no si confonde con le bianche, che le bianche mi sa che manco c'erano, ce l'ho messe io, queste vengono dal gioco da tavolo di Pac-Man, ok? Poi ci stanno arancioni, rosse, vedete si può giocare in 1, 2, 3, 4, 5 e 6, l'obiettivo era partendo da qui, mettendo tutte le pedine qui, bisognava raggiungere la parte opposta, mettere tutte le proprie pedine
nella parte opposta, vinceva chi ce la faceva per prima. La dama cinese è carina perché ci sono già disegnati su questo tabellone tutte le direzioni dove si può andare. Ovviamente, come nella dama, se c'era una pallina in mezzo e la casella dopo era vuota, uno poteva saltare e muovere di 2 posizioni. Se c'era anche qui un'altra casella vuota, potevi andare avanti fino a che trovi caselle vuote in concomitanza però della direzione giusta. Qui si poteva muovere in diagonale, verticale o orizzontale, a seconda, però ci sono tanti trattini qui e quindi che ti indicano il percorso. Questo è un gioco diciamo paragonabile alla dama normale, quella che conosciamo, e a metà, poi se più si è a giocare e più complicato diventa, quindi è un gioco diciamo anche di ragionamento questo, perché bisogna capire quale pedina muovere per prima e come muoverla per andare nella parte opposta. Vedete? Quindi uno parte con tutte queste bianche qui e le deve portare qui. Queste sono le viola, queste sono blu scure, e quindi che ne so, tutte queste viola di qua o tutte queste blu di qua e si vince. Ovviamente non si riempie così perché sennò non si potrebbe muovere. Il tabellone è strutturato in modo che quando tutte le pedine stanno al centro c'è sempre dello spazio vuoto in cui si possa muovere, non c'è mai lo stallo perché sono tutti occupati i posti. Ok? Un altro gioco molto molto di intelligenza è il Triominos. Vedete, il domino del futuro. Questo è un domino, come abbiamo visto questo qua, un domino come questo qua, però questo ha le caselle a 2 posizioni, diciamo, a 2, diciamo, le caselle sono divise in 2. Nel caso del Triominos, eccolo qua, le caselle sono a 3. Vedete, ogni casella, questo è il triplo 0, ogni casella è a 3. Allora ovviamente si parte levando tutte le caselle da qui, dandole tutte quante, e si mette sul tavolo senza questo tabellone e si comincia il primo, che si fa bimbombare giù in qualche modo, se fa la conta 1, 2, 3, 4, parte il 12esimo, eccetera. Chi parte per primo mette la prima casella e poi le altre devono essere messe in modo che combacino almeno un lato, cioè almeno deve combaciare sempre un lato. Ok, e si va avanti, ognuno mette, e poi se uno non ce l'ha il tassello che va bene con i numeri disponibili, deve pescare, perché ci sono sempre un certo numero di tasselli di questi a tre lati, a triangolo, a 3 lati dentro la bustina. Quando finiscono quelli, poi ovviamente si va avanti fino a che ci sono mosse disponibili e vince chi ha meno tasselli in mano, se tutte e due rimangono quei tasselli in mano. Anche questo è un bellissimo gioco della editrice Giochi di Milano, quindi tutto italiano, ed è un gioco che anche questo magari non tutti lo conoscono, il Triominos, però nella mia famiglia lo abbiamo giocato tantissimo. Ok? Abbiamo giocato tantissimo anche a quest'altro gioco, sembra un gioco d'azzardo ma non lo è. Questo è Las Vegas, e qui ovviamente vince chi fa più soldi, chi diventa ricco di più, e il gioco dura esattamente una settimana. Come vedete, anche questa editrice giochi ha le istruzioni sotto al coperchio. Allora, andiamo a vedere il tabellone di questo bellissimo gioco. Allora, vedete? Questo è il tabellone, ricorda ovviamente molto il Monopoly. Tutti questi giochi sono tutti derivati dal Monopoly. Las Vegas è bellissimo, qui ci sono le carte di rischio, slot machine, blackjack e 7-Eleven, ok? Il rischio, qui devi giocare 100, e qui ci sono tutte le varie carte dei vari giochi. Vedete, slot machine, vado a girare la slot machine, sbrem, paga 50, qui hai perso, qui non so che c'è scritto, più fortunato la prossima volta, non hai né vinto né perso. Guardiamo qua, più fortunato la prossima volta, paga 25, insomma non vincevi mai. Poi c'erano i giochi del 7-Eleven, vedete? Tu pescavi la carta, il tuo numero è 8, tiravi i dati, se usciva 8 vincevi, mi pare 2-3 volte la posta, mo c'era scritto nell'istruzione. Guardate questo, il tuo numero è 5, se tiri i dati e fai 5 vincevi
3-4 volte quello che avevi puntato, ok? E questo invece è il gioco del 21, ti è il banco A5, tu hai 4 e 3, 7 e potevi scegliere se andare avanti o meno, e qui ci sono le carte per andare avanti o meno nel gioco del blackjack. Guardate dietro queste carte com'erano, sono le originali di questo gioco, che ti davano, ci stanno tutte, ovviamente, vedete, sono carte francesi, ok, dove le figure valevano mezzo, e insomma erano molto... E anche qui ovviamente non possono mai mancare le banconote, ok, da 100, da 25 sono rosse, vedete? Da 500 sono viola, guardate che belle. Queste, e poi ovviamente ci sono la registrazione dell'albergo, vedete? C'era pure la possibilità di chiedere il prestito. Ovviamente ogni giro del tabellone era un giorno, quindi qui bisognava annotare le spese, le vincite, le perdite, in modo che poi alla fine si potesse fare facilmente un calcolo. Volevo cercarne qualcuna, ovviamente io ho fatto anche le fotocopie a colori, guardate, questa è una fotocopia a colori, opla, una fotocopia a colori spettacolare che me la dovevo andare a tagliare perché io su ogni foglio A4 ce ne stavano 4 di queste, e questa era la registrazione dell'albergo. Avevo fatto le fotocopie pure per quanto riguarda i soldi io, perché non bastavano mai, ok. Quindi questo era un gioco che noi abbiamo fatto tantissimo da piccoli, tutti i soldi da 25, sempre EG Editrice Giochi, bellissimo, bellissimo anche questo gioco. Vi ho fatto vedere il tabellone, vi ho spiegato a grandi linee le regole. Ovviamente io questi, se ci avete ancora degli amici, e se si trovano, io ve li consiglio tutti. Questo è un gioco che insegna parecchio la geografia, con mia figlia anche a questo giochiamo parecchio. Questo è il Giro del Mondo, il gioco per scoprire il mondo, ok? Qui l'obiettivo ovviamente è passare per tutte diciamo, i posti bellissimi che ti capitano tramite le carte, ok? Allora, questo è un gioco simile, c'è pure sulla Wii. Allora, vabbè, questo è il lato B del cartellone, però il lato A, guardate quanto è grande e quanto è bello questo tabellone, vedete, c'è tutto il mondo. Ovviamente ci sono delle linee, le linee qua ci potevi andare solo con l'aereo o con la nave, insomma va bene, qui si poteva andare pure per via di terra, eccetera. Questo è il tabellone del Giro del Mondo, noi lo giriamo, lo richiudiamo, ok? E queste sono le carte che venivano distribuite, le carte con tutti i vari paesi del mondo da visitare, e quindi l'obiettivo era cercare di visitare i paesi che ti venivano assegnati. Ovviamente se tu avevi visitato un paese, tac, ci mettevi la tua bella bandierina con tanto di spillo sotto, non so se si vede, vedete sotto c'è uno spillo, questo si può puntare direttamente sul tabellone, e questi sono i segnalini che si muovono sul tabellone, birillini, e questo è il dado, basta un solo dado abbastanza grande, il dado originale di questo gioco è un dado abbastanza grande, e soltanto con questo dado, quei segnalini e tutte le carte, qui giocano un ruolo molto importante queste carte, e con le carte si può giocare a questo bellissimo gioco da tavolo che si chiama il Giro del Mondo. Quindi l'obiettivo è visitare tutti i posti che uno ha ricevuto, diciamo, al momento di distribuire le carte, ok? Quindi già abbiamo visto pure il domino, il triominos, ne abbiamo visti tantissimi, va bene. Qui diciamo il gioco con Gerry Scotti, che pure a mia figlia è piaciuto tanto, e quindi l'abbiamo preso anche noi, i miei genitori già ce l'hanno, già ce l'avevano, ed è caduta libera, vince chi fa scomparire gli avversari. Anche questo è un gioco, tra l'altro va in onda su canale 5, come vedete il simbolo dell'Endemol. Ravensburger ha creato questo gioco da tavolo, allora
qui diciamo più che un tabellone, ecco, c'è questo disco, chiamiamolo così, questo disco. Ovviamente deve essere montato questo attrezzo qui che va qui al centro. Vedete, anche questo si può definire un gioco 3D. Ci metti questo sopra, ok? Poi qua ci si mette questa, e poi qui sopra ci si dovrebbe mettere, vedete, la casella personaggio qui, in modo da vedere se deve cadere oppure no. Tirando via questo, tac, è caduta libera, capito? È un po' pure questo è diciamo quasi 3D. E qui ci sono poi, ovviamente, questo lo sapete, è un gioco basato tutto sulle domande, e qua ci sono domande e risposte, perché se uno non sa la risposta, domande e risposte, ok? E quindi anche questo è un gioco che è basato molto anche sulla clessidra. Abbiamo visto anche altri giochi come Contiamo, Paroliamo, che sono basati sulle clessidre. Anche qui c'è un'altra clessidra, quindi c'ho tantissime clessidre, come vedete. Savio Fiore, si è collegato Savio Fiore, grande Savio Fiore, è un DJ, grande amico di Enrico Frattasio, Mixed by Harry. Ringrazio di essere passato anche Savio Fiore, me ne sono accorto adesso. Comunque qua ci sono le istruzioni su come si gioca, molto semplici, vedete, in 4 paginette c'è tutta l'istruzione del gioco. È un gioco un po' più moderno rispetto a tutti quelli che abbiamo visto, molto moderno. E anche questo gioco uscito un paio d'anni fa, che è il gioco di Ritorno al Futuro, e questo però è di una difficoltà, ma di una difficoltà che lasciate cioè, è bello averlo per gli appassionati di Ritorno al Futuro. Se scritte Ritorno al Futuro dappertutto, su tutti i lati. Ravensburger l'ha fatto, però le regole sono veramente complicatissime, andare rispettando le regole a finire questo gioco ci vuole una settimana. Quindi Dice Through Time è il gioco originale di Ritorno al Futuro, ma c'ha una complessità e una difficoltà che va oltre il Monopoli, va oltre il Risico, cioè è complicatissimo da giocare questo gioco. Allora, un altro gioco degno di nota è il gioco di Paperopoli. Noi siamo tutti appassionati dei fumetti Disney nella mia famiglia, e quindi non poteva mancare un gioco dedicato a Paperone, a Quicco qua, ai Bassotti, ovviamente Amelia, insomma tutti i personaggi, Archimede, tutti i personaggi della Disney che la fanno da padrone su un gioco molto simile al Monopoli, ok? Quindi è molto bello questo gioco, anche è un po' si può giocare addirittura fino a 7 giocatori, però è un po' da bambini, anche se qui dice da 7 a 99 anni, vedete, 7,99, e poi dice da 2 a 7 giocatori. È un gioco molto carino, qui i segnalini anche sono in 3D, sono carini i segnalini, guardate, se me lo becco, eccoli qua i segnalini, vi faccio vedere qualche segnalino, guardate, questi sono i bassotti, ci manca la base perché questa qui mi si è levata. Comunque guardate, Amelia con tutta la base, vedete, la base è soltanto questo pezzo di plastica che tiene in piedi il personaggio. Paperino è il mio preferito, non potevo non farvelo vedere, Paperino, ok? No, non è malissimo anche questo gioco, attenzione, è un po' per bambini, diciamo, vedete, poi questo quando si poggia c'è la freccia, basta girare la freccia per sapere quanto fai, 8, anche qui si può fare da 1 a 10, ok? Bello, molto bello anche questo di gioco, ed è il gioco di Paperopoli, da 2 a 7 giocatori, da 7 a 99 anni, ok? Poi c'è un gioco che tutti quanti conoscono a memoria, che è Pictionary, il gioco che diciamo tramite degli schizzi, dei disegni fatti in fretta e furia, devi indovinare la parola misteriosa scritta sulle carte, ok? Ovviamente anche questo gioco basato sulla clessidra, basato su una clessidra, basato su un dado, perché c'è un tabellone,
basato su dei segnalini tutti colorati, che sono questi qui. Ovviamente, dato che si tratta di Wiktionary, segnalini a forma di matita, ovviamente sono cavi, sono di plastica questi, ok, a forma di matita, e poi un piccolo, diciamo, tabellone dove far muovere le pedine, che è questo qui, molto semplice, il tabellone. Ci sono delle regole in base a, diciamo, si parte da qua, messo sotto sopra, Pictionary, si parte da qui e bisogna percorrere tutto il percorso, come vedete a serpentone, fino ad arrivare nella casella arancione della freccia. Ovviamente ogni casella c'ha ovviamente un significato. Qui devi scegliere un qualsiasi argomento, qui devi prendere l'argomento verde e possono partecipare tutti, qui l'argomento blu e stai tu contro, diciamo, tu devi disegnare e il tuo compagno deve indovinare. Invece se ci stanno, diciamo, le quattro serie intorno, possono partecipare tutti, uno disegna e chiunque può indovinare, e chi indovina poi muove il segnalino. Insomma, ci sono molte cose, le avevo anche io, che anni, lo so, questi sono gli anni in cui non c'era Netflix, non c'era né PlayStation, non c'erano i computer in rete, internet, YouTube e tutto st'ambaradam qui, e quindi noi ragazzi dell'epoca usavamo molto questi, che sono i giochi che servivano per riempire i pomeriggi tutti quanti insieme. Guardate quanti ne sono, ne abbiamo visti insieme tantissimi. Oh, un gioco questo, guardate che bello che è questo è Cluedo, Qua bisognava indovinare, cercando di mettere a fuoco gli indizi, con che arma, in quale stanza e chi è stato l'assassino che ha commesso un crimine. Ok? Allora, Cluedo è famosissimo in tutto il mondo. Cluedo è un gioco che lo conoscono tutti quelli della mia età. Come vedete, il tabellone è un tabellone, in questo caso tutt'altro che semplice, perché ci sono tante caselle e poi ci sono le varie stanze, ok? Le varie stanze di una casa. Vedete qui adesso ve le vado a leggere, perché così vi parlo brevemente anche di questo. C'è la cucina, c'è la sala da ballo, c'è la serra, c'è la sala da biliardo, la biblioteca, lo studio, l'anticamera, la veranda e la sala da pranzo. Ok? Allora, queste erano le stanze dove l'omicidio poteva essere commesso. Allora, chiudiamolo bene senza rompere il tabellone. Ok? Allora, Cluedo si basava, come vedete, allora, le armi a disposizione erano la corda, il pugnale, la chiave inglese, la pistola o la mazza di ferro. Il candelabro pure c'era. Ok? Allora, e queste erano le varie armi. Poi bisognava indovinare chi era. Vedete, queste sono le varie armi. La pistola, ok? E questo era il posto dove poteva essere stato commesso l'omicidio, in questo caso la veranda, ok? In questo caso la serra. Quindi bisognava nascondere in una busta, prese a caso, la carta posto, la carta arma e la carta personaggio. In questo caso il personaggio, vedete, il colonnello Mustard, in questo caso la signora White, ok? Quindi si prendeva una carta personaggio, una carta arma, vedete il candelabro, candeliere, vabbè, il candeliere, quindi una carta posto, una carta personaggio, una carta arma, e si chiudevano in una busta. E tra l'altro ci dovrebbe stare pure qua, eccola qua. Questa è la busta Cluedo, vedete, si inserivano qui dentro e venivano nascoste queste carte. E tramite i due dadi ci si poteva spostare il segnalino molto semplice, come vedete, il segnalino all'interno del tabellone. Quando si capitava dentro una stanza si poteva formulare un'ipotesi. Ovviamente, per ricordarsi le varie ipotesi già fatte, c'erano questi foglietti in cui uno poteva scrivere se aveva già fatto quell'ipotesi oppure no, man mano che giri vanno. Ok? Che ne so, io posso dire: professoressa Plum,
col pugnale nella veranda e quindi mi segnavo, e nel caso che mi dicevano no, non hai indovinato, io dovevo capire quale di questi tre indizi non era giusto. Guardate che era molto molto di ragionamento questo Cluedo, Cluedo bellissimo, bellissimo, un gioco, qui c'è tutta l'istruzione, ovviamente Parker Brothers, Hasbro Gaming, ok? Quindi bellissimo anche questo è Cluedo. Cluedo si può giocare da 3 a 6 giocatori da 8 anni in su. Cluedo vale molto molto la pena giocarlo perché è un gioco molto di intuizione, bisogna pensare molto, ok? E siamo arrivati poi all'ultimo di questi giochi, che è il Rischia Tutto. Guardate un po', Rischia Tutto, editrice giochi Milano EG, tra l'altro ancora non c'era quasi neanche il logo, vedete, questo è originale dell'epoca, 10 partite al tabellone, 600 nuove domande, riduzione e adattamento di Moche Giamba. Allora, guardate, questo è il tabellone del Rischia Tutto, era un macello, guardate quanto era grosso. Questo ovviamente non gira più perché mi si è ovalizzato, cioè. E di qua ci sono tutte le pedine da mettere, tutti i numeri, vedete? Ma guardate che bello che era l'argomento. Questi sono tutti i vari argomenti, vedete, Disney, Rischia Tutto era la domanda a sorpresa, troppo bello, cioè guardate, ma questo è tantissimi anni che non ci gioco, ma questo è il tabellone. Ovviamente allora io ho altri giochi da tavolo che stanno in soffitta, quando metterò a posto la soffitta farò un'altra live con i giochi da tavolo che stanno in soffitta, che sono ancora più storici, perché parliamo di Bis, Il pranzo è servito e simili, e di quegli anni là, altri, che questi qua sono quelli che mia figlia, diciamo, ha gradito di più e ci gioco ancora con lei, con tutti questi che abbiamo visto. Però diciamo che ce ne sono anche tanti altri. Vediamo un po'. Mo io purtroppo sono cresciuto, a parte che questi non si girano più, peccato, stanno incastrati. E benvenuti amici ascoltatori, se spaccano questi. Benvenuti amici ascoltatori. Allegria, allegria, allegria. Vabbè, lasciamo stare. No? Sì, non me lo ricordavo, ma anche qui una clessidra. Ragazzi, clessidre da tutte le parti, ovviamente c'avevi un tempo determinato per rispondere alle domande, e anche qui c'è la clessidra, un altro pezzo della clessidra, e qui mamma, vedi, c'era pure il pulsante per prenotarsi. Guardate come era fatto, un pezzo di metallo, un altro pezzo di metallo concavo. Mi sono prenotato, Mi prenoto? Mi prenoto. Negli anni 70 si inventava. Non c'era la tecnologia di oggi che possiamo fare i pulsanti con una cosa cinese piccola così e fa il pulsante che fa tutti i suoni del mondo, come i campanelli cinesi che si trovano a 3 euro, senza fili, che tu premi e ci puoi associare a qualsiasi canzoncina. Jingle Bell. Questo lo davi ai concorrenti. Chi si prenotava prima con sto coso? Mi voglio divertire con due. Basta. Basta, 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 basta! Basta! Ok. Veramente spettacolare fare un salto indietro nel tempo con questi giochi. Questo mettiamo qua, questo mettiamo qua, la clessidra pure la mettiamo qua, questo mettiamo qua. Come stavano? Ok, mamma mia,
il rischia tutto, allegria, allegria, il nuovo gioco condotto da Mike, buongiorno, allegria. E vabbè, diciamo che così ho finito di farvi vedere addirittura tutti questi giochi che avevo messo qui. Abbiamo parlato un po' di tutti questi giochi. Adesso vediamo di alleggerire un po' queste torri, se no mi si rovinano poi le scatole. E adesso mi metterò a sistemarle un po' le scatole, quelle che stanno messe peggio. Il Monopoly ovviamente non ci gioco più da parecchio tempo, perché è messo veramente male ed è quello a cui io sono più affezionato veramente. Allora, siamo in chiusura di live, spero che vi sia piaciuto questo che vi ho fatto vedere. Abbiamo fatto un tuffo nel passato, nei pomeriggi di noi bambini degli anni 80-90. Giocavamo, forse questo, Kleptomania non vi ho fatto vedere, questo perché non ho idea, non mi sa che io non ci ho mai giocato a questo gioco, Kleptomania. Piccolo piccolo questo scatolino. Vediamo un po' di vedere Kleptomania e poi, mamma mia. Allora, qua c'è sta un libro, questo sembra piccolino ma sono un sacco di pagine, mamma mia, forse questo è abbastanza complicato. C'è un tabellone piccolo piccolo, parte dal centro ed arriva addirittura a 45 caselle. E poi ci sono tante di queste cose, di queste caselle. Questo non me lo ricordo proprio, ragazzi. Kleptomania, c'è un segnalino qui ma non me lo ricordo proprio, e qui state tutte messe così sti tasselli. Qua c'è una moto, qua ci stanno dei soldi, qua c'è sta uno stetoscopio, qua c'è le manette. Vabbè, questo non vi so dire tanto di questo gioco. Kleptomania, me lo devo studiare, non lo so. Di questo non vi so dire tanto, assolutamente. Comunque, vi posso leggere quello che dice qui vicino alla bandiera italiana. Kleptomania è un avvincente gioco di riflessione e concentrazione per tutta la famiglia. Da soli o con la vostra banda fate razzia in diverse scene del crimine e dimostrate la vostra abilità di ladri. Dovete essere attenti e veloci, perché se suona l'allarme e se la polizia vi circonda il gioco finisce. Solo chi riesce a superare tutte le difficoltà potrà considerarsi un ladro provetto. Attenzione, non adatta ai bambini di età inferiore ai 3 anni a causa di piccole parti. Pericolo di soffocamento. Vabbè, Kleptomania. Non ve l'avevo fatto vedere, è rimasto là. Va bene. In chiusura di live vi invito a visitare il mio sito principale www.classe74.it, dove troverete organizzati correttamente. Ciao Michele, benvenuto. Sei arrivato in chiusura di live? No, mi sa che già era parecchio che stavi qui. Emanuele già l'ho salutato, Luke ne abbiamo parlato. No, già era parecchio Michele che c'era. Io ho sta chat fatta malissimo con un programma per PC, ma non riesco a capire niente di questo programma. Dovrò sistemare un po' meglio la chat. Quando passerò da Windows 7 a Windows 11 su questo PC, allora riorganizzerò un po' tutto, magari farò un abbonamento a Restream e sfrutterò un po' gli strumenti di Restream proprio per gestire le chat provenienti dalle varie piattaforme, perché noi attualmente siamo in live su Facebook, YouTube e Twitch. Ok? Allora, in chiusura di live vi dicevo, vi invito a visitare il mio sito principale, che è classe74.it, in cui troverete riorganizzate tutti i vari prodotti in vendita su Amazon. Da classe74.it potete accedere anche a legolando.it, che è un sito interamente dedicato ai Lego e ai Lego in vendita su Amazon. Sta passando adesso qua StarWarsStore.it, eccolo qui,
eccolo, starwarsstore.it, che è un sito tutto da guardare in cui ci sono tantissimi merchandising che riguardano la galassia lontana lontana. Tengo molto al mio sito www.renijstore.it, in cui c'è tutta una marea di materiale dedicato alla musica e al DJing, correttamente diviso in categorie. Ho voluto dividere i giradischi a cinghia da quelli a trazione diretta, i CDJ che leggono pure i CD da quelli che non li leggono, le console stand alone da quelli che richiedono un PC. Insomma, ho diviso, diciamo, in categorie tutto ciò che è in vendita su Amazon. Non ultimo per importanza è il sito www.ilmondodelvinile.it. Lì ci ho aggiunto tantissimi vinili correttamente divisi tra vinili autografati, vinili picture disc, vinili colorati, vinili multidisco da 2 a più dischi, oppure cofanetti. Ho diviso, diciamo, tutti i vinili in vendita su Amazon, i dischi, in categorie che secondo me sono di più facile consultazione. Ok? Detto questo, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, perché è l'unico modo che avete per sapere quando io vado in live. Spero che queste cose che io faccio vedere degli anni 70, 80, 90 siano di vostro gradimento, che quello che dico sia di vostro gradimento. Lo potrete dimostrare anche mettendo un like al video, che non guasta mai. Saluto tutti quelli che sono stati con me in live, saluto chi vedrà questa live in differita come se fosse un qualsiasi video registrato su YouTube. Metterò il link ovviamente sia su Facebook che sulle altre piattaforme come Waveful e simili. Non mi resta che ringraziarvi e preparare la chiusura di questa live. Allora andiamo, facciamo così e andiamo. Ok, siamo pronti. Allora io vi ringrazio di essere stati con me, vi do appuntamento alla prossima live, non so quando sarà, ma ce n'ho una in serbo veramente importante, veramente bella. Quindi attivate la campanella, appena avrò 5 minuti io farò questa live, che forse sarà una di 2, mo vedremo. Pure questa doveva essere divisa in 2, ma ce l'ho fatta in una live sola da circa un'ora e mezza. Vi ringrazio di nuovo, sono le 12:54 di questo 13 giugno 2023, martedì. Grazie a tutti per essere stati qui con me, vi do appuntamento alla prossima live. Guardatevi pure i video che pubblico, gli short. Ciao a tutti!